Siamo con Irene Lissandrin per la presentazione delle iniziative Il Teatro Siete Voi per l'estate. Irene, raccontaci tutto. Allora, il Teatro Siete Voi ritorna anche nel 2025 con la 6ª edizione e anche quest'anno abbiamo una doppia sezione, una estiva e una autunnale. Ecco, quella estiva ci caratterizza per il fatto che proponiamo circo e teatro per tutti, ovvero un circo e teatro, quindi spettacoli dal vivo, performance, arte circense, teatro, acrobazie, giocolerie, gag, comicità, che si sviluppano e sono itineranti, quindi si sviluppano in vari paesi della provincia di Rovigo, ben 9 anche quest'estate, e che appunto sono rivolti a tutto il pubblico, da 0 a 99 anni. Piacciono ai bambini, piacciono ai ragazzi, piacciono agli adulti e affascinano anche gli anziani. Ed è un bel modo per passare l'estate. Ma non è solo divertimento, perché noi abbiamo un punto saldo. Il punto saldo è la qualità, professionisti della magia, professionisti dell'incantamento, diciamolo così. Per cui gli spettacoli sono uno diverso dall'altro, ma appunto vengono proposti da alte professionalità dell'arte e del teatro. L'assessore regionale Cristiano Corazzari è sempre per dare il segno alla presenza della regione anche per l'iniziativa del Teatro Siete Voi estate. Beh, ormai è un'iniziativa consolidata, un appuntamento che ormai la gente si aspetta, porta il teatro in tutti i paesi della provincia di Rovigo grazie ad una collaborazione tra Regione Veneto, Arteven, provincia di Rovigo e naturalmente la possibilità con Vivi Rovigo di portare alta qualità di teatro anche nei nostri piccoli e grandi centri. Per noi l'opportunità di far conoscere sempre di più questa arte meravigliosa che permette di rappresentare le emozioni e di coinvolgere il pubblico e quindi la socialità e di spendere sempre di più una parola anche per creare sempre nuovi appassionati verso il teatro. Presidente Ferrarese, ovviamente della provincia di Rovigo, anche la provincia c'è con il Teatro Siete Voi estate. Sì, come la provincia c'è con il Teatro Siete Voi estate, che anzi è molto molto atteso. La provincia ha dimostrato in questi anni di crederci e ci crediamo sempre di più, perché crediamo veramente che sia una proposta interessantissima per il nostro territorio, e devo dire che i risultati che ha avuto fino adesso continuano a spingerci a credere in queste iniziative che, oltre a portare spettacoli davvero di qualità e riuscire a fare con questo veramente senso di comunità, mettono anche in mostra il nostro bel territorio.